momento su RDS Radio Dimensione Sono, il momento palpitante, il conto Senti, si divide dal ecco qua. nuovo anno, un capodanno contato con noi con RDS Radio Dammene Dimensione una. Sono. A Radio Rai. Vi aspettiamo alla C'è vita nell'etere. Dove scappi? Mi stavi ammazzando! Fermati! Bastardi! Cafoni! Ignoranti! Vaffanculo! Stronzi! Siete dei bastardi! Aiano! Porchiano terme di merda! Vaffanculo! No, è la gallina no! Giusto! Merda! Mi sfondo! Tacchino di merda! Scendi! Scendi! Scendi se c'hai coraggio! Scendi! 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 Sali! 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 Qual è? Deve essere questo, comprensorio le isole. Punza o capri? Ponza, Piano? terzo. Fate indifferenti, se no ci sento. Ma chi ci sente? Siamo maghi? Però ci vedono.
Ma marcia indietro che dal qui si vede in cazzo. Mettete là, così sa, siamo di fronte. Le ho prese verdi. Con lo stesso, no? Enzo! Oh, ma ci sei? Oh! Amore! Te ne frega a te. Tanto c'è il zucchina tua che lo mette a posto. Due. Cari. Tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù, come fosse una bambola. Non ti accorgi quante volte io da 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 di ra ra ra. No, ragazzo, no, da 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 di 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 di. Buongiorno, Di 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 di. Turu tu turu. Il bicchiere. Di 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 di. No, ragazzo, no, no, ragazzo, no, del mio amore non fingere. Mamma. Ama. Ma perché? Il fritta, ma io adesso come esco? Ma come? Esci? Ma sei una settimana che non esci. Ma proprio questa sera, dai. Ma rimani con noi, Cristiano. Ma con noi chi? Siete sempre voi. Ha invitato tutti i portieri della Cassia. Io non te capisco, ma ci passi tutto l'anno, ma pure le feste. Ma perché? Ma che vuoi fare?
Giulia? Sono la mamma. Auguri. Auguri, Stellina. Ti voglio bene e ti penso sempre. Come mai non sei a casa? Non stai preparando la cena? Certo. E certo l'avrai già fatto. L'hai presa la spigola? Hai fatto come ti ho detto? Con i semi di Pinocchio? Le lenticchie? Zefiro. Ah, senti, guarda che ci dobbiamo... Giulia? Giulia, ci sei? Giulia, sono Francesco, ci sei? No, ci sei. Senti, ti volevo dire che Fiorenza non viene, ha un mal di testa tremendo. Come stai? Insomma, tu? Stanco. Ho appena finito di scrivere la relazione per Liri. Non mi va proprio di venire stasera, guarda. Dimmelo a me, c'ho una voglia. Che? Sta come una matta. Pensa, si è svegliata alle 6 per cuocere le lenticchie. Dico che se le prendeva in rosticceria fanno schifo uguale. Se ce ne andassimo a Saturnia, ti ricordi? Dai, pensa che bello, ci facciamo il bagno e a mezzanotte... Ti monto, Lisa, ti monto come un toro nell'acqua calda. Dai, schifo, il solito porco. Però non sarebbe male. Lo so. Guarda. 20.000. Pronto? Uè, Filippo, come stai? Sì, un attimo solo, te lo do. Sì, te lo do subito, Un attimo, allora. Aspetta un attimo che sto un po' impicciato qua. Allora, eccolo qua. Allora, è via Cassia 1043. Sì. Sì, tanto sul campanello c'è scritto Contessa Scintilla Sinibaldi. Allora avete deciso di venire? Fantastico. Scintilla sarà in estasi. Gaetano! Gaetano! Gaetano, figliandroccio! Scusami un attimo, Filippo. Mannaggia! Sì, casomai ci vediamo dopo la festa. Ciao. Gaetano! Mannaggia chi da morto! Mister! Gaetano! Chi ha come sta? Mannaggia chi da stramorto, ma tu guardavo già che sono! Gaetano va alla corsa! O più meglio del Sirino Purciano te! Grazie, Ma la cazzo si fornuto! Ma manca una fedente cartolina! Mister! So che guaglione, abbiamo fatto il torneo di Natale! Ah, e come vi siete qualificati? Ultimi, Gaetano, è un destino amaro! Sono 3 anni che te si fuori da capitale e sono 3 anni che non vincimmo la chiave che partite! Mister, scusate, ma come vi siete vestiti? E la mascotte! Ma che già te l'hai scordato da chi? Oh, sembra la squadra tu! Madonna, come si bella Gaetano! Grazie. Ti si fatta ancora più bella! Grazie, Un vero signore! Grazie. Vai giù, guardate che ci sta, vai giù! Mister, non alluccata così, per cortesia. No, che mi beghi, aspetta! Vai giù, vedo! State zitto, per cortesia, non mi facete fare figure merda. Scusate. Gaetano, io ti vedo che c'hai. Andiamo a salutare i guaglioni, ti prego, Gaetano, andiamo a salutare i guaglioni. Veramente, non posso. Già, Non posso, sono mortificato ma non posso, veramente, mannaggia io. Come? Come? Tengo un appuntamento improrogabile, mister. Gesù, E i guaglioni non li saluti? Io non li Quello li saluto. fai felici solo a guardarti. No, Gaetano, devi restare almeno per un caffè. No. Un cordiale. Un aperol, ci pigliamo l'aperitivo. Via, Gaetano. Gaetano, non me lo puoi negare. Almeno un caffè ce lo dobbiamo Il prendere. caffè non lo prendo, lo sapete, mi fa pure male. E poi, scusate, devo andare dall'avvocato. Sì, vabbè. Ma si chiama avvocato, ma sacci buono come si chiama quello che ti piace a te. Patente e merda. Ah, che ti non parla nulla, mi dico. Ma mister, state fermo che è male, per cortesia, lavatevi in mano a cuore, mister, mi facete male. Scusate. Vabbè, vattene. Non ti preoccupare, che non ci dico i guaglioni che da giurista, va bene? Grazie, Trecchi, siete molto Quelli se i gentili. guaglioni ti vedono combinato così. Se ne vogliono venire pure dalla capitale. Lo saccio. E poi chi gioca più? Certo. Comunque, mister, grazie di tutto. Statevi buoni e buon anno a tutti quanti. Ciao. State buone.
La gente! Gaetano! Gaetano, la gente! Gaetano! Ecco, bravo, metteci la catena. Hai visto mai? Beh. Due sacchi. Porco zio. Ma chi è quello? Niente, tutto regolare. Se ce ne andassimo a Saturnia, ti ricordi? Dai, pensa che bello, ci facciamo il bagno e a mezzanotte... Ti conto, Lisa. Ti conto come un toro nell'affogato. Fai schifo, sei il solito porco. Però non sarebbe male. Lo so, non sarebbe male per niente. Allora? Stai zitta. Zitta, che lo sai che non si può, eh? E allora vieni qua, dai. Se vuoi che vengo stasera, vieni qua. Subito. Dai. Bene, arrivo. Sbrigati, dai. Sto già lì. E allora, come sono? Ottimo, signora. Veramente. Buonissimo. Come mai non ci ha messo dentro anche le alici? Fanno arsura. Cristiano? È in camera sua. Pensa che è chiuso lì dentro da Natale. Perché non gli dici di uscire, eh? Parlaci tu. Convincilo, tanto a me non mi dà mica retta, beh. Ma che c'è, Cristiano? Ma chi c'è? Non è che vi drogate. Nah. Oh, nonno! Nonno, guarda, c'è una donna, è tutta nuda. Dove? Là, la Giovannini, è tutta nuda, nonno, sta pisciando in Presto, salotto. vai camera mia e prendimi la copa, vai! Diretta dalla Michele, potevi darci una mano, il però, messaggio di fine anno agli italiani del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Buonasera. Che ci fai con quel binocolo? Ci guardiamo i fuochi. Michele, copriti! Tieni, nonno. Di comprensione. Ci facciamo un cannone. Erba calabra. Me l'ha regalata mio fratello per Natale. Bel regalo. Senti. Allucinogena, Cri. Sì. Spacca il cervello. Fammi un filtro, ti. Col biglietto da metro. Mi raccomando, fallo bello che tira. Cri, ce l'hai le cartine tu? No. Pensa che incubo se non ce l'ho nemmeno io. Siamo rovinati. Aspetta un attimo, forse l'ho visto. Messo sti cosi, no? Dinamite. Dinamite. Eccola qua. Dinamite, Me l'ha regalata mio cognato. Quello che lavora a Massa Carrara, nelle cave di marmo. Ma che ci devi fare? La spariamo a mezzanotte, Cri. No, te sei completamente deficiente, giuro. Pensa a te, il botto di Capodanno. E sai dove la spariamo? Nel laghetto dell'Istituto di Cultura Giapponese. Là dentro ci stanno le carpe koi, quelle colorate. Bestioni di 30 kg. Pensa che botto, Cri. Puh! Secondo me arrivano pure fino al Museo d'Arte Moderna. Sì? Chi è? Ernesto, sono io, come va? Ah, sei tu, Lisa, dimmi. Ti disturbo? Beh, sì, un po'.
Novità? Bene, tutto bene. Paolo ha detto che non vuole sciare, aspetta il suo papà. Fai i capricci, gli ho comprato i Moon Boots rossi a tutte e due. Bravi, bravi. Continuate a spendere soldi stronzate, eh? C'è neve? E tanta, e Cagliari? Cagliari? Ah, già. No, qui a Cagliari c'è il sole. Avvocato, mi scusi, arrivo subito. Grazie. Scusa, ti disturbo. Beh, abbastanza. Sai, mi aspettano al briefing, lo sapevi, no? Lo so, scusami. No, figurati, però ti avevo detto di non chiamare. Ci sentiamo dopo, va bene? Sì, chiama però, è che i bambini vogliono salutarti, sì. non vedono l'ora di abbracciarti. Stai tranquilla, ciao. Ciao. Che piano? Quarto. La contessa. Zucchina! Amore, scusami. Dove sei stato? A trovare papà. Sai com'è, poveretto, ci teneva. Come sta? Sta bene, sta lì, giocano a carte. Gli hanno preparato pure il cenone di Capodanno. Chi l'ammazza? Che cosa prepari di buono? Lenticchie. La mia passione. Buono. Guarda che ti ho preso. Belli. Li metto subito nell'acqua. Sarai stanco, amore? Un po' sì. Vatti a fare un bel bagno caldo. Dici? Ma sì, mi sa che mi ci vuole proprio, così allento sta tensione. Che tensione. Beh, sai, il lavoro, papà, insomma. Non ci pensare. Vai, dai. So che avevo promesso di aiutarti. Non ti preoccupare. È tutto pronto. Sicura? Ok, zucchina, come vuoi tu. Vado. Ti preparo qualcosa? Magari. Un Bloody. Ma sai una cosa, amore? Quando ho lasciato papà prima, mi sono sentito, non lo so, come vuoto. Lasciarlo lì tutto solo con quei vecchi, la notte di Capodanno. E sai che cosa mi ha fatto più male? Guardarlo negli occhi. Gli occhi tristi, spenti. E mi dicevano, vai Enzo, vai. Io ho vissuto la mia vita. Adesso tocca a te. Ma. Mi sa che domani ci torno. Ma sai una cosa, Gaetano? Vorrei che questa musica non finisse mai. Vorrei restare qui abbracciata con te tutta la notte. Vorrei che non venisse più nessuno. Come ti capisco, scintilla. Scintilla. La sai qual è la cosa che più mi piace di te? La cosa che più mi fa impazzire? Dimmi, Gaetano. Il tuo nome, Scintilla, è un nome che t'accende. ma piccia.
Noi ci siamo! Voi ci siete! Sono buone queste olive ascolane. Mi fanno cariche. A sabone, eh? Guarda qua. Che? Vedi, manca un dente, eh? Non vedi, non può vedere? Non vedi. 2 anni fa stava al disco volante, no? Quello che sta all'incrocio tra Casal dei Passi con via Scannaroli, no? Beh. Io là ci mangiavo sempre i garzoni. Quella sera invece quel figlio della mignotta di Mario mi attacca una pippa con ste cazzo da rivascolare. Ti rimangiare perché di qua, ti rimangiare perché di là, ti rimangiare perché di su, ti rimangiare... Perché da giù abbiamo capito, svadai. Alla fine gli faccio, vabbè va, portami pure ste cazzo da rivascolare. E avevamo finito. La prima, no, la seconda, la terza. La prima, subito. Chi? Un sercio. Ci aveva messo dentro un sercio. Io la fanno scherzo. Che figlio della mignotta. Ma a quale scherzo? A quelli che arrivano da fuori con i gelati? Con i serci. Noni, era una, quella sola. Si erano scordati dalle vaglie l'osso. Mi ammazza cagliella, però. La prima olivetta scolana della vita tua. Hai capito? Mi dispiace. Vedi come mette la mano in faccia, no? Ma quella accrupisce la biagna. Mi ha detto che non era colpa sua, che non gli era mai successo. Allora Plinio... A proposito, lo conoscete Plinio? Plinio... Ho capito, non lo conoscete. No. Ebbene, Plinio, che è un amico mio, è uno che ci capisce. E mi ha detto da lascia aperti. Anzi, mi ha consigliato di fare una cosa. Chi? Che ti ha consigliato? Da fargli a causa. Ha fatto bene. Ha fatto bene, sì, ci credo. Ma fagli causa a chi? Ma come a chi? A quelli che fanno, no? E dove stanno quelli che fanno? Chi usa dove stanno quelli che fanno olive ascolane? Dopo non sta. E che ne so dove stanno? Oh, dopo non sta quelli che fanno l'olive ascolane? Dopo non sta? Ah, Ascoli. Che ha fatta? Noni. Come no? Perché in te fanno olive ascolane, non sbaglio? A Macerata. Sicuro. Allora, siamo qui, finalmente vi ricordo il nostro numero verde, spero che tutti 1670 Che cos'è? È una sorpresa, papà, è una sorpresa! Dai, aprilo! Ma cos'è? Su, dai, aprilo, papà, dai, aprilo, dai! Aprilo, papà! Dai, su, aprilo. vieni a te! Dai, aprilo! È per me? Oddio! Ma non dovevate! Sono loro! Ma sì che sono loro! Originali! La prima serie! Ma come avete fatto a trovarli? Ti piacciono, papà? Ti piacciono, Io lo sapevo che ti piacevano. Forse faccio ancora in tempo a iscrivermi al raduno di Subiaco. Ecco qua, 1043. Quant'è? 47.000. Prendi il resto. Buonasera. Buonasera e buon anno. Anche a lei. Sì? Sono io. Sali, dai. Gli squali del Borneo vivono in costante ricerca di Minchia. la fame terribile che hanno. Che si fa? Ci sarebbe sempre quel festone a Genzano. Però ci suonano quelle mezze seghe degli Animal Death. Allora? Buona sterba, eh? Che facciamo? Tu non ascolti, non segui. Ma che è sta puzza? Ci buttiamo sul barcone? Boh, No? non lo so. Ma t'hanno invitato? No. Ci avrei giurato.
Ma che c'è, la scabbia? Non ti invita mai nessuno. Cioè, quanti anni saranno che ci conosciamo? 5, almeno 5. Ma perché? Che malattia c'hai? Cioè, adesso che ci penso, manco io ti ho mai invitato. E poi, porca la puttana, ma copri sti cadaveri, ecco che è la puzza. Mettiti le scarpe, oh! Ma mica stai a casa tua, stai! Oh! Linda, la grotta azzurra sei scambiato. Che caro. Quello è un mio amico, simpatico. Spogliati. Come, mo? Spogliati. Adesso? Sì, adesso, subito. Ma stanno arrivando gli ospiti. T'ho detto spogliati. Io ti pago. Abrázame, Gaetano! Giulia, le mie mutande? Le ho lavate! Ma come le lavate? Le ho dovute lavare tutte, erano piene di tarli. I darli. E adesso che mi metto io? Che cazzo, le 9:30. Chi è? Apro! È aperto? Sì, no, aspetta. Aspetta un attimo. Aiutami. Oh, aiutami. Che è? Scendi. Sfilami sto coso. Aspetta un attimo, Aspetta. No, scendi. Un momento. Aspetta un momento. Intanto fermo un momento, però scendi. Scendi. Sei morto. Giulia, complimenti. Hai fatto proprio un gran bel lavoro. Questo salmone alle pareti illumina tutto. Ma chi ti ha consigliato? Un architetto? Mia mamma, è stata lei.
La mamma. Gran gusto la mamma. Brava. Giulietta, allora lo sai che sono proprio contenta di stare qui stasera a festeggiare con i vecchi amici. Pensa che dovevo andare a Norcia. Norcia? Sì, un collega di Gianluca ha organizzato una festa in un castello e Gianluca ci voleva andare, ma io mi sono rifiutata. Secondo te ho fatto bene? Vuoi un po' di finocchiona? Così io gli faccio capire che sono indipendente da lui, capito? E che io mi posso fare tranquillamente il Capodanno da sola e non sto male. Non stai male? No, sto male. Non tanto, abbastanza. Certo che un po' mi dispiace. Chissà che starà facendo. Forse ci dovevo andare. Forse. Scendete, scendilla, scendete! L'anima che ti è morta, scendete, scendilla! Aspetta un momento, forse questo lo puoi svegliare. Niente, manco poco cazzo. Scendete, scendilla, fammi sentire. Eppure batte, svegliate, scendilla, scendete. Aspetta un momento, la padre, in mezzo. Andate via, la rossa la telefonino. La rossa, chieva, l'aranza. Pronto, chi è? Gaetano! Chi è che parla, pronto? Gaetano, che t'hanno uccidere! Ma chi è? Ma dico io, dove la tiro la capa? Gaetano, dove? Ma chi è? Ma come chi è? Gaetano, sono chi? Sono tre! Trecchio, ma come avete fatto? Gaetano, che è successo? Niente, Gaetano, che è niente, stato? Trecchio, non strillate, non è successo niente. Dai tu che stai a Lucano, Gaetano! Che è successo? È successo niente, Trecchio, ma che cazzo volete da me? La gente, Gaetano! Gioca la gente, la gente. Ti sei scordato la gente, la tua! Come cazzo, cazzo! La gente! Ehi, te l'hai scordato il capo distributore! Ti ha pure chiamato, ma sei proprio strunzo! Ma che dite, mister? Ah, sei strunzo, Gaetano! Mo basta, mister, ma avete scassato, ma come vi permettete? E a capi cazzo, oh fedendone, è l'anima che è morto! Io non la voglio più sentita nominata a Purchiaro Terme e tutti gli abitanti cafoni, fedenti, ignoranti e camorristi e merda che siete! Avete capito? Va buono, e mo ve la dritta! Ho capito, Gaetano. Ti senti un po' camareggiato? Ecco, bravo, sono capareggiata! Fanculo pure tu, 167 055 160. Chi c'è in linea oggi? Pronto? Ciao, Chi è? Veronica, ciao, da dove chiami con questa voce triste? Chiamo da Salerno. Chi è? No, sono triste, mi sento triste oggi. E come mai? Che è successo? Oggi mi Sì, sotto la porta. No, è un giorno bello, ma io mi sento triste, depressa. Sotto la porta! Non vogliamo lacrime, no tristezza, Ma io no volevo- niente, ciao bene, un'altra volta, Non mi fate parlare di lavoro. Dai. Un accenno. Dai, racconta, è geniale, semplicemente geniale, ragazzi. E dai! E va bene, vi dirò qualcosa. Dunque, vi faccio una domanda. Quanti cani conoscete nel cinema? Ah, tantissimi. Dai, non scherzare, parlo di cani veri, tipo Zanna Bianca. Rintintin. Lessi. Beethoven, San Bernardo. E la carica dei 101? No, solo cani veri, non quelli dei cartoni. E che cosa hanno in comune? Non parlano. Come non parlano? I babboncini di Senti chi parla adesso parlano. È come se parlano. No, non ci siamo, ragazzi. È possibile che non capite? È che sono amati. Tutti questi cani sono amati e coccolati dai padroni. Dai bambini che ci giocano, dai nonni, dalle nonne, dagli zii. È il classico stereotipo hollywoodiano, quando invece milioni di randaggi muoiono abbandonati sulle strade, coperti di zecche, perché i loro padroncini d'estate non sanno che farsene. O peggio, li organizzano dei combattimenti per farli sbranare fra loro. E allora? E allora io ci ho scritto una sceneggiatura. Brava. Con Carmine Smilov. Smilov? Ma che aveva fatto Smilov? Padri di vita. E allora? È una storia difficile, dura. Pensa che è stata rifiutata da tutti i produttori. Era troppo tosta. Solo uno come Spaventa ci ha creduto. Beh, spaventa. Pronto? Ciao bene, dove chiami? Sono emozionata! Brava, sì, non ti preoccupare. Allora ti ricordo che c'è il vale un viaggio per due alle Seychelles. Mi devi rispondere esattamente a questa facilissima, anche Willy, figurati. Allora, qual è il fiume più lungo d'Italia? Per favore, qual è? Un aiutino. A dare un aiutino. Allora, guarda, è il fiume più lungo col nome più corto. Qual è? Ha detto no! È vivo! Sono vivo.
Khmer Rossi, finalmente rilasciatemi. Arrivo domani. Ti amo, Eugenio. No, adesso. Io ve la racconto, però mi raccomando, mi dovete giurare che non ne parlate con nessuno. Ma certo! No, veramente, in questo ambiente ci mettono un attimo a fregarti l'idea. Ragazzi, è una bomba. Tu già la sai? Come non la so? E allora? Allora, ci siete? Sì. È la storia di Ciro, un cane poliziotto, un pastore tedesco tossicomane. Che si droga? No, lo drogano. Fanno così per renderli dipendenti, no? E trovare la roba nelle valigie. Sì, è vero. Beh, la prima parte è tutta sull'addestramento, no? E poi sul suo sprofondare nella tossicodipendenza all'aeroporto di Ciampino a caccia di spacciatori. Beh, adesso non vi sto a dire tutto quello che succede. Però ad un certo punto, quando l'eroina l'ha reso ormai uno schiavo, decide di scappare alla ricerca della libertà. E poi? Scappa per chilometri e chilometri, giorno e notte e giorno, senza sosta, ma non c'è niente da fare. Non riesce a liberarsi della scimmia. Ah, c'è pure una scimmia. Deborah, un'astinenza, cretina. Allora? Allora decide di tornare a Ciampino. Ah, come lei? No, ragazzi, però se continuate a interrompere... No, vai avanti, no, dai, ti prego, vai avanti, mi sto appassionando. Insomma, si rimette in cammino. Però a un certo punto si ferma in un cantiere e in piena crisi si pippa mezzo chilo di calce viva. La Madonna! Quando arriva a Ciampino è in preda agli spasmi e decide di farla finita. Come? E niente, si mangia una statuetta di una divinità indiana, Ganesh, piena di brown sugar e muore di overdose. Nell'ultima scena si vede Ciro morto in mezzo ai bagagli, steso su un tapis roulant, come una valigia che nessuno verrà mai a reclamare. Papà! Michele, stai attento, vieni qua! Che bella, papà! È perfetta! Adesso è perfetta! Sì, adesso è proprio perfetta! No, papà, no, lo specchietto non è quello originale, è nuovo. Che c'è? Vittorio. Prima non c'erano, adesso sono obbligatori. Vabbè, dai, andiamo su che c'è nonno che ci aspetta, Ho un'idea. Perché non facciamo una cosa? Montiamo tutti in macchina e andiamo a festeggiare a Via Veneto. No, papà, no, mi avevi promesso che sparavamo i botti. No, dai, Vittorio, ti prego, pensa al traffico che ci sarà, Rischiamo di rimanere imbottigliati. Giusto. Dopo la mezzanotte ci facciamo tutto il giro del raccordo, Evviva il Capodanno, Bravo. evviva, Nonno, evviva, dopo evviva mezzanotte il tutto il Capodanno. giro del raccordo, sei contento? Il depiledino. Il depiledino. Il depiledino. Depiledi, sì! Avvocato, hanno suonato. Come? Qualcuno ha suonato alla porta. No, impossibile. Ma chi è? Che ne so? Chi può essere? Vado a vedere, che ne so io. Piano, mi raccomando. Niente, è la vicina di casa, una poveraccia. È sparito il marito 10 anni fa. Rompi i coglioni a tutto il condominio. Andiamo. Dai, Cristiano, perché fai così? Dai, chiudi. Esci un po' da questa stanza, Ma lasciami dai. in pace, C'è la no. torta. Non la voglio. Dai, vieni di là, su. Dillo anche al tuo amico. No, non la Ho voglio. preparato il profiterol. No, ma non la voglio la torta, non mi va, dai, non mi piace. Cristiano, Cristiano, che cosa c'è? Cosa avete fatto? C'è una puzza? Cosa avete bruciato? No, ma che abbiamo bruciato? Niente, dai, la mano, non abbiamo bruciato niente. Sei sicuro? Sì. Ma c'è un odore? No, sui piedi d'ossa di pesce. Dai, lasciaci in pace, ma stiamo per uscire. Allora uscite? Sì, abbiamo deciso. Ah, finalmente, un po' d'aria vi farà bene. Però mi raccomando, quando passi, saluta, educato. Sì, va bene, mamma, vabbè, dai. Non possiamo stare qua dentro, sembra una fumeria. Quello ha capito tutto, cazzo, dai, dobbiamo uscire, veramente, Chi è? Che te sei dormito? Beh. Lo so, stufato, ci aspettavo un altro po', se dormivo tutti. Sta buono, ancora non è ora. Perché? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo aspettare? T'ho detto che è presto. Non vedi che è presto. No, non lo vedo.
No, ma culo. Ammazza che freddo. Si sono torpiditi tutti i rossi. Che ha fatta, sva? Oh, Mussi, vedi? Dasci, tu va. Hai sgarato tutta la giacca. No, Davide. Mo chi io dice a Fausto? Andiamo. Piede di porco. Sarebbe la prima volta in 10 anni che mangio pesce. Buono il pesce, ma la salsa è divina. Sai cosa diceva la Iussana? Io direi Addio. Ah, addio. Un'ambulanza, aiuto, una... Spadino. È grosso quello. E metterlo così, no? Ma guardate la gente come si deve ridurre a Capodanno. Non vedi questa come sta lì. Andiamo per le scale, va. Ambriagona. Ti piace bere, Piantala. Mamma! Pensi che piangendo cambi qualcosa? Mamma, ma che ci fai qua? Faccio quello che farebbe qualsiasi madre che vede la propria figlia navigare nella merda fino al collo. È vero, mamma. Hai ragione. Te ne rendi conto finalmente, no? Sto male, mamma. Sto male. Ho sbagliato tutto. Smettila di compiangerti e tirati su. Sei sempre la stessa. Hai preso da tuo padre. Hai quasi 30 anni, Giulia. E ancora non sai come gira il mondo. Tu hai una fortuna che gli altri non hanno. Hai una madre che ti vuole bene, che darebbe il sangue per te. Sì, lo so. Devi reagire. Devi dimostrare a te e a tutto il mondo quello che vali. Fai vedere a quel porco chi sei. Deve pagare. Deve pagare, Stellina. Deve pagare i suoi errori. Non bastano poche gocce di Guttalax. Niente è perduto. Forza, diamoci da fare. Incomincia l'anno nuovo come si deve. La mamma ti vuole bene. Ti vuole bene. Capito? Capito? Giulia, dov'è il vino che in tavola è finito? Guarda nel frigo, ce ne dovrebbe essere dell'altro. No, rosso lo volevo. Eccolo rosso. Un bel chiantino. Giulia, brava, tutto molto buono, molto buono. Grazie. Ciao.
c'è Nipò. Facile come mangiasse un panetto de burro. Ma che stai a dire? Perché? A me è facile mangiarsi un panetto de burro. Beh, che ce va? Io devo farebbe mangiare. Ma te lo sei mai mangiato un panetto de burro, te? No, ma se dice. Si dice facile come beve un bicchiere d'acqua, imbecille. Vabbè, mi sono sbagliato, allora mo che cazzo vuoi? Buoni! Sto deficiente. Detto buoni! Mo basta. Mo si lavora. Oh, Ossa. Vieni, vieni. Ti faccio vedere un posto. Ammazza che posto, qui. Hai visto? Ma perché non mi hai mai detto niente? Vieni. È bellissimo. Aspetta, qui. Senta la testa. Ma senti? Sembra che respiri, Pensa, questa l'ha costruita nel 1894 un ingegnere norvegese, un certo Lars Fenning. Guarda, l'ha chiamata Heidi in onore della figlia morta sotto una carrozza. Non perdo un colpo. Dicono che ci sei suicidato dentro. Che? Lars Fenning. Era disperata. La sua vita non aveva più senso dopo che gli era morta la figlia. Heidi. Bella, bellissima. Pensa che ogni tanto gli inquilini si lamentano. Dicono che dai termosifoni sentono dei rumori, come una voce che chiama. Heidi. Heidi. Così, la pioggia dorata, ancora, sì, di più, tutta ancora, che meraviglia, di più. Buoni, però questi qua per essere speciali ci devono mettere un po' di fagiolini, le patate. E allora sì che diventano una specialità. Avvocato, prendo l'assegna. Se avete bisogno di prestazioni particolari, sadomaso, bondage, shit love e fetish, chiamatemi. C'è anche il mio numero di cellulare. No. Non sai che ho trovato, Chris? Che hai trovato? Solvente. Solvente per pittura, per i modellini. Beh. È un allucinogeno potentissimo. Che ne sai? Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva. Sì, vabbè. Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo.
Io lo faccio, Pri. Lo faccio? E fallo. Buonasera. Don Pepe, per cortesia, ditegli qualcosa voi, mi stanno rovinando. Bella cosa. Don Pepe, digli qualcosa, mi stanno rovinando. E se c'è denuncia? Non gli conviene. Ma non l'hai vista? È una professionista quella. E con questo che ci fa? Lo ammazziamo? No, vi prego, non mi ammazziamo. Come ammazziamo? Cosa che ho fatto? Non vi ho fatto niente. Lo soffocato. Ma che devi andare? Mettiamo un cuscino in faccia. Vi scongiuro, non mi uccidete. Dove trovi il fucile? Ma che lo vedi l'ufficio qui? Abbiamo uno di quelli del divano, no? No, quelli non sono buoni. Sono repelli, scivolano. Hai ragione. Ma sai come fa? Che attappiamo la bocca così, no? Poi gli mettiamo tutti i denti dentro al naso. Così come respira, che ricco. Ragazzi, non mi fate scherzi, non voglio morire. Sta buono, ne stiamo ragionando. Sì, però, mi raccomando. Fermi tutti, regà. Abbiamo svoltato. Che? C'ho un'idea. Lo ricattiamo. Gli fammi le fotografie. E se non ci dai i soldi, gli mandiamo la moglie. Le fotografie? E gli meniamo pure. A chi? A lui, no? Le fotografie no. E pure la moglie. Le fotografie no. Oh, gagliarda st'idea. Gagliarda. Vedi quanto sei scemo. Mo che c'è, te sta bene? Come gli fammi le foto da solo? Che vuol dire? Gli dovevamo fare con quella di prima, no? Oh. Mannaggia che l'abbiamo fatta alla via. E beh, sta sempre legato però, no? Perché non potevamo aver legato noi. E c'ha ragione. Gli dovevamo fare prima con Sulla. Agu. Qua c'è una. Tocca trova una. Signora Contessa? Signora Contessa? Gaetano. Vieni fuori, per favore. Signora Contessa, vieni fuori. Vieni fuori. Gaetano, mio amore, dove sta? Mario Arraggio Sembritti, che c'è? Roena pure tu, che t'hanno fatto pure a te, Roena? Che tieni? Ma che pure da me, Roena? Che sto peggio di certe cazzo fa a capo. E che ne pure voi? Telefono polizia. Tieni ragione, Roena. Non basta. La chiamavo 113. Piano! Porca zozza, tira! No, tu! È la pizzeria. A chi la lasci la pizzeria, No, a chi? no, pure il telefonato, dammi sul telefono. Lo sapevi, no, Mary, no, aspettate un momento, per piacere. Dammi sta No, Mary, me l'ha telefonato. Adesso si può anche a me! La giuditrice da mettere solo un balone gragnano originale! Ma che cazzo ha fatto sto arriva all'anima chi da voi! Ma che cazzo hai combinato? Mi piace polla, mi! Ma che ci volete fare la figura di merda a Gaetano nostra, sì? Gaetano! Ciao, Gaetano! Ma che mi volevi giocare? Ma perché, Gaetano, perché? Che cazzo è sta roba? In questo grande locale che ha dato onore affettivamente al più ampio respiro, che tutti noi possiamo testimoniare che questo locale non è un locale come tutti gli altri, ma è un locale veramente, un locale severamente giusto. Dico grazie all'umistà di tutti i misteri.
sessuale trecchia fornicale! Gaetano, amore mio, viene a chi? No. Manco la carta. Te pareva? Guarda come stai. Guarda come stai, Chris. Salve, ossa di pesce. Io lo so chi sei. Tu sei Lars Fenning, il costruttore di caldai. Come stai? Bene. E tu? Molto bene. E tua figlia? È qui? Heidi? Ciao, Heidi. Allora, sei stanco? Un po'. Mi chiedo come fai. Tra poco finirà il combustibile. Questo lo sai, vero? Sì. E? E niente. Sei pronto? Sì. Non sei preoccupato? No, neanche un po'. Giulia! 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 Scommetto che manco ti ricordi di me, Momentaneamente. Coticone Angela. All'alberghiero, stavamo in classe insieme, ti hai scordato? O a te t'hanno bocciato? Studiavo poco. Ma sai una cosa? Adesso te la posso dire. Tu mi piacevi tanto e passavo tutto il giorno a riempire pagine e pagine del mio diario col tuo nome. Malacozza, Malacozza, Malacozza. E tu neanche mi guardavi. Che stupido. Senti, Coticone, la sai una cosa? Ci sta una festa sul Tevere, su un barcone da Fisichella. Perché non ci andiamo io e te? Poi magari ti faccio conoscere Roma. La conosci Roma? È bellezza di Roma. Il Colosseo, San Pietro, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Piazza Bologna. Gaetano! Gaetano, ti devo parlare. Ancora? Ha già combinato un uovo allora. Lo so, mister, avete proprio esagerato. Lo sai, io però non volevo. Lo so, però avete sbagliato, Ho sbagliato, c'è poco da fare, ho sbagliato. Solo che come facciamo, come facciamo? Lasciamo perdere, tanto quello che è stato, tanto la contessa, quella ormai. Stava combinato male, Gaetano. Male, quella beveva. Quella è sempre bevuta. E mo come si fa, Gaetano? Come si fa? Si fa, tanto è Capodanno, tutto passa. È Capodanno? La roba vecchia si è. Tu dici che si aggiusta tutto? Non vi preoccupate, piuttosto andate a bere qualcosa, ya. Ci pensi tu? Ci pensi. Grazie, Gaetano. No, statevi fermo, state È sempre stato un buon guaglione. State buono. Grazie, Gaetano, grazie. Non me lo scorderò mai. No, scordatevi tutto invece, mister. Hai ragione, forse è meglio. Mi scordo tutto. Fai vedere a quel porco che sei. Deve pagare. Deve pagare, Stellina. Enzo, amore, E ce l'hai fatta? la carta igienica era finita. Ho trovato questi.
Ma cazzo, ti è venuto in mente di fare sto risolto alla pescatore di merda? Io voglio uscire, senti, non ce la faccio più. Sei sicuro? Sì, voglio andare fuori, voglio uscire a festeggiare, a fare casino, dai. Ma perché? Si sta così bene qua. Che ora è? Quanto manca? Ma che ne so, 20 minuti. Dai, andiamo, dai, andiamo. Sì, ma andiamo. Andiamo, Pronto? Ernesto, scusami se ti chiamo io, ma i bambini volevano augurarti buon anno prima di andare a nanna. Come va, amore? Bene. Dove sei? Dove sono? Ah, sono in camera, a letto. Ah, che brutto capodanno, guarda, mi dispiace. Non sai a me? Ma chi c'è? Nessuno. Come nessuno? E di chi è quella voce allora? Scusa, Di Ernesto. chi era quella voce? Di nessuno, non lo so. Ma se la sento ancora? Ma cosa dici? Dimmi chi c'è. Nessuno. C'è una donna. Ma quale donna? Dai! Ernesto, lo so, c'è una donna. Ma no, te lo giuro, no. E allora chi c'è lì con te? Lo vuoi proprio sapere? Sì. Sei sicura? Sì. Va bene. Allora sì, te lo dico. Sì? L'avvocato Mastrantonio. L'avvocato Mastrantonio. E chi è, scusa? Sì. Cosa ci fa in camera tua? Che ci fa? Lo sto consolando. Lo stai consolando? Sì, non lo senti? Piange? Sì, piange. Passamelo. Ma no, guarda, lasciamolo perdere, guarda. Sta Per troppo, favore. troppo male. T'ho detto passamelo. Gli voglio parlare. Vabbè, se proprio vuoi parlarci, allora adesso te lo passo. Ecco. Avvocato, mia moglie... Aspetta un attimo, per favore. Avvocato, mia moglie vuole parlare con lei. Con me? Sì, con lei. Lo so che è disperato e non vuole parlare con nessuno, ma mi faccia questo piacere. Avvocato, la prego. Ecco, adesso te lo passo. Grazie. Pronto? E chi parla? Buonasera signora, so l'avvocato... Mastrantonio. Mastrantonio. Mi scusi, avvocato, guardi, io per un attimo ho proprio pensato che mio marito... Sì? No, mi scusi, no, piuttosto io ho saputo che lei è molto triste, non vorrei essere indiscreta, ma cosa le succede, avvocato? No, beh, sì, insomma, niente, così, sono triste perché... Sì? No, se non ne vuole parlare... No, per carità, no, è che così... Sì? È che a un amico mio... Sì? Dica, avvocato. Gli hanno menato. Gli hanno menato? E chi è Beh, stato? amore, nome preciso così non glielo saprei dire, però so che gli hanno dato un sacco di botte. Ah, poverino, ma perché? Com'è successo? No, non è che gli hanno menato, no. gli volevano menare. E poi invece... Sì? Poi? Hanno steso L'hanno steso? Sì. Cioè, come hanno l'hanno steso lungo e gli hanno tagliato... Cosa gli hanno tagliato? Gli hanno tagliato... Ma che cosa gli hanno tagliato? Dica, avvocato. Sto cazzo, signor! No! Sì. Ne sono andata in Nepal 6 mesi. Tutto questo tempo, e che ci facevi? In pratica niente. Sono stata in un monastero. Lisa. Meditavo. Diciamo che ho meditato parecchio su chi ero e che volevo. E che volevi? Lisa, Che c'è? ti devo dire una cosa importante. No, non vedi che sto parlando? Ma guarda come stai, ma che ti è successo? È importante, per favore. Scusatemi, Devi reagire. Forza. Devi dimostrare a te e a tutto il mondo quello che vali. Dove? Fai vedere a quel porco chi sei. Deve pagare. Deve pagare, Stellina. Deve pagare i suoi errori. Diamoci da fare. Incomincia l'anno nuovo come si deve. Devi dire... buon anno e tante care cose. Buon anno e tante care cose. Perfetto, così sei normale. Normale? Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no? Facile. Ce la puoi fare? Sì. Ripeti. Sì. No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire. Buon anno. Buon anno e tante care cose. Buon anno e tante care cose. Giulia ha capito tutto. Cosa? Di noi due. Pianta. Ti dico di sì.
Ti ricordi la fotografia con la Cernia in braccio? Non c'è più. E quella tua? La foto tua che stava lì? Sei paranoico? Ma non sono paranoico. La luce l'ha staccata lei. Mi ha fatto pulire il culo con la relazione dell'Iria, hai capito? Oh, pianta, stai farnetica. Lasciami sto braccio. Mi si ascolta un attimo. No, ascolta tu. Io non sono abituata a fare queste figure di merda, è chiaro? Quindi ti dai una calmata. E se un paio di scopate ti fanno questo effetto, allora è meglio di... Giulia, ci sei? Sono Lisa. Cos'è, Enzo? Non so come vestirmi. Tu come ti vesti? Che? Sono disperata, chiamami appena torni. Pronto, Lisa? Sembra una segreteria. Che divertente! Zitti, sentiamo. Come stai? Insomma, tu? Stanco. Ho appena finito di scrivere la relazione per l'Iria. Era ora. Che stai facendo? Che palle. Non mi va proprio di venire stasera, guarda. Nemmeno a me, c'ho una voglia. Sta come una matta. Pensa si è svegliata alle 6 per cuocere le lenticchie. Se le prendeva in rosticceria fanno schifo uguali. Oddio. E se non vengo? No, ci viene da morire, ci rimane troppo male. Giulia, per favore, non è successo niente. Dammi quel fucile. Giulia, non devi pensare. Dammi quel fucile, per favore. È stata una cosa così, senza nessuna importanza. Mezzanotte. Lisa, ti monto come un toro nella foga. Sei schifo. Giulia, non è così. Il solito porco. Non è come sembra, Giulia. Lo so, sarebbe male per niente. Le cose sono molto più complicate di quello che pensi, Giulia. Lo sai che non si può. E allora vieni qua, dai. Se vuoi che vengo stasera, vieni qua. Subito. Aspetta, sto già lì. Io ti ho dato le chiavi di casa, ti ho dato la mia vita, il mio amore, io ti ho dato tutto. Ti sei preso tutto, anche la mia amica. E tu? Che cosa mi hai dato tu? Che cosa? Giulia, io ti amo. Anch'io. Buon anno e tante care cose a tutti. Papà, io comincio, Michele, stai calmo, mancano ancora 20 minuti. 15 minuti e poi qua di fronte hanno già cominciato. Michele! Vieni, dai! Vieni a vedere, papà! Come hanno cominciato? Che? Ma che è? Oh! Oh! Ma che fanno? Ci sparano addosso! Oh! La noce no! La pagherete, nobili del cazzo! La lacrima un sorriso, ma se va il tuo segreto, che sei stata innamorata di me e che ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu avvisai. Rimanete qua dietro! Attento! Guarda che hai combinato, cretina. Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore. Lascia stare, sai fare niente. Vattene. Che si sveglia Vattene in via. quest'istante per me. Capiti con
e non amo. Buon anno e tante care cose a tutti. Io vado, tu, a sfasciare la Jaguar di quella bagascia. Papà, vengo anch'io. Te la senti? Sì. E allora vai a pigliare la mazza da baseball. Vieni come l'arrampicata! Che? Vi copro da qua! Io vi copro! Grazie, nonno. Mi raccomando! Voglio una vita più tranquilla, con meno stress. Ho preso anche una casa in campagna, a fianco. Ah, ho capito, certo, spieghiamo a pochi chilometri da Roma. E ci sono anche tanti animali, Sì. Galline, polli, tacchini. E c'è anche un orticello. Lo coltivo io. È biologico. Ma sai, quegli inverni freddi, quando ti svegli la mattina e senti ancora l'odore del fuoco. L'odore della zuppa di latte. Fantastico, fantastico. Il nostro pubblico gli fa un applauso che Perché? Era perfetta! Papà, dai papà, facciamogliela pagare a quella vecchia pausa. Andiamo, dai, sfondiamogli la macchina, presto, Era papà, presto. Ma va! Fermate sta cazzo musica! La sigaretta dell'uomo. Basti sparano! Un Ah, gusto ci devo proiettile il capo! un tabacco raffinato. Allora, sempre meno, solo 9 minuti alla fine dell'anno qui al mio college. Mi raccomando che prendetelo, eccola. Ma perché? Aspetta, Mastino, fermati, aspetta, che fai? No, ti prego, non puoi farlo, ragiona! Questo non è un locale, questa è una casa privata! Cosa sta parecchio, Mastino? Non puoi farlo, non puoi! Faccia fa! No! Faccia scatta bascia! La pagherete, bastardoni! Non la passerai liscia, brutta puzzona! Adesso papà vi farà vedere! Spara, nonno, spara! Gaeta! Che m'hanno fatto, Mastino? Che m'hanno fatto? Michele! Michele! Mastino! Gaeta! Michele! Che t'hanno fatto? Michelino, che t'hanno fatto? Mastino! Parlami, Michele, Mastino. parlami! Mastino! Cosa, Michele, Mastino! cosa? La televisione! Ma perché? Maledetti! Maledetti! E mo il bestione! Fantastico, fantastico! Siete un pubblico fantastico! Questo è un applauso meraviglioso per un grande interprete e per una grande canzone! Signore e signori, My Blue Suede Shoes!
make you for my whole free time. Do anything that you want to do. Buon anno e tante care cose a tutti. Pronto? Giulia, amore, auguri, tanti auguri. Mancano ancora 2 minuti, ma ti volevo fare tanti auguri. Tanti auguri, Stellina, buon anno. Buon anno, mamma. Come va là? Bene. E allora? Hai seguito i miei consigli? Sì. Ma che hai? Sei una voce strana. Tutto bene, tesoro? Sì, mamma, l'ho fatto. Che cosa, amore? La spigola? Che cosa hai fatto? L'ho ucciso. Come? Ho fatto quello che dicevi tu, mamma. Ma che cosa hai fatto? Per favore fate silenzio! Un attimo, non sento! Giulia, non ho capito! Mi sono fatto mettere i piedi in testa. L'ho ammazzato. Ma che stai dicendo? Giulia! Giulia! L'ho ammazzato. Giulia! Giulia, pronto! Pronto, che hai fatto? Rispondimi, Giulia! Giulia! Allora, siete pronti? Sì! Non vi ho sentito! Siete pronti? Sì! E tu, Winnie? Buon anno e tante care cose a tutti. Salve a tutti! Buon anno e tante cose care. Mettiti in ginocchio, non fare movimenti falsi, che ti faccio schizzare le cervella su tutte le pareti. Tira fuori la roba, forza! Sbrigati, bastardo negro, sbrigati! Va bene! Fate tutto quello che volete! Non sparate! Non sparate! Ecco! Tiro fuori la roba! Ecco la roba! Ecco! Tossico. Ecco che cosa sei, sei soltanto un tossico. Tieni la roba! Ah, non mi avrete! Non mi avrete mai! Cristiano! Cristiano! Siamo scoperti, siamo fottuti! La polizia! La polizia! Polizia! Dobbiamo scappare! Cristiano, sono la mamma! Mettiamo qua la porta! Ecco, sono di là! Ma non è la polizia! Sì, è la polizia! Sono di là, incazzatissimi! No, non aprite quella porta! Davinetta! Lascia, morsa di pesce, quella è mia madre! No, non è tua madre! È la polizia! Vogliono l'erba! Sanno imitare le voci di tutti! Anche quella di sua madre, senti! Cristiano, ti prego, apri solo la mamma! Mamma! Non è mamma! È uguale! Spiccicate, ma non è lei! Presto, sì! Svegliati! Sì! Dobbiamo scappare! Dobbiamo scappare! Dalla roba, sì! Aspetta, Ossa, aspetta! Mancano 10 secondi!